Adesso verificheremo i temi principali secondo panel nell'ambito appunto delle esperienze turistiche, il turismo nell'gastronomia. E adesso invito Martin Chavez, che è il responsabile di Ora Krasberg-Kino, Ales Bernacic, il collega del GAL-CAS, Danilo Lunardelli, partner del progetto CESCOT Veneto, dottor Mattia Čanek Potoka dell'Istituto per l'Agricoltura Slovenia Boštjan Pečar Malner Sajder e il dottor Manza Vinazza dalla facoltà di filosofia cattedra per appunto biologia. Grazie. Iniziamo con la seconda parte del nostro dialogo con temi più ampi, ma sempre collegati al vino, perché il vino è l'elemento fondamentale, ma parleremo di altri punti di vista anche della vita, dell'attività e della promozione del caso e delle altre esperienze. Signor Martin Chavez, quale responsabile per l'unità per il turismo, sicuramente conosce tutti gli offerenti del caso, che non è sicuramente molto grande come ampio, e senza dubbio il caso non riesce a sopportare il turismo di massa. Ad agosto con la festa del prosciutto e del Terano conferma l'eccezione. Ma cosa mi sa dire dell'Enoteca di Staniel? È ben frequentata, che è anche parte di un progetto precedente, AgroTour. Questa è la prima domanda. E poi cosa vi aspettate dal Museo Digitale del Terano? Che era un elemento fondamentale dell'ultimo AgroTour. Cordiale saluto a tutti i presenti. La risposta sarà più di nicchia, dunque il caso è un territorio molto vulnerabile e delicato, e sicuramente non tollererebbe un turismo di massa. Per quanto riguarda l'Enoteca, sicuramente ha delle buone prospettive. Il castello è in costante ristrutturazione, tante attività sono state concluse. Questo significa che il castello offre veramente tante possibilità anche all'Enoteca. L'Enoteca infatti offre vini di tutto il territorio, c'è anche un info point. A tal proposito la richiesta diciamo aumenta di anno in anno, soprattutto perché abbiamo cominciato a modificare la strategia. Non c'è soltanto la visita classica delle fiere, ma vogliamo concentrarci anche agli ospiti di nicchia che vengono in gruppi piccoli, con i tour operator che hanno un maggiore potere nella creazione di programmi tailor-made, e se hanno un po' di tempo poi possono appunto acquisire tutte le informazioni sui produttori e anche del territorio, e secondo noi questa sarà la possibilità per creare ulteriori esperienze da poter offrire ai pacchetti di viaggio. Queste esperienze si ripetono anche a livello transfrontaliero, seguono diciamo tutto il caso. La transfrontalierietà viene cercata con il progetto, e questo è uno dei progetti dove abbiamo appunto accolto gli artisti, e insieme alle organizzazioni abbiamo organizzato un modo proprio di nicchia. Infatti ci sono poi anche delle guide in loco, e le formiamo e ci possono aiutare. In questo caso sicuramente possiamo trasformare prodotti transfrontalieri. Abbiamo anche un grande progetto Crascasso che già dimostra come
possiamo efficacemente collaborare con la parte italiana e includono anche destinazioni diciamo vitivinicole. Grazie signor Schabez. Adesso procediamo con il signor Aleš Pernici dal CASO, che è partner di progetti, ha collaborato in diversi work package di questo progetto AgroTour Plus, e la domanda è cioè, è collegata comunque col turismo. Dunque, le osmize no, presenti sul caso sono veramente degli elementi caratteristici ed importanti anche a livello turistico, dalla parte italiana, quella più vicina alla costa, e hanno un impatto sullo sviluppo agricolo e anche sullo sviluppo di altre attività, esperienze sul caso. Parlerò in italiano così per dare un po' di equilibrio ai partecipanti. Allora, le osmize nascono nei tempi passati come possibilità di vendere qualcosa direttamente in azienda, no? E quindi è una delle prime forme di agriturismo esistenti a livello europeo effettivamente, no? E quindi i nostri agricoltori testardi hanno mantenuto questo e hanno dato origine a una delle forme più innovative, no? Di vendita e contatto diretto con i consumatori. Oggi, in questi ultimi decenni, l'agriturismo, chiedo scusa, l'osmiza ha diverse manifestazioni, no? Ci sono quelle più importanti, quelle più da VIP quasi, no? E quindi hanno elaborato moltissimo sia l'immagine, il posto, il paesaggio, e quindi danno molto di questo che è quello che è il Carso a tutti i partecipanti, e anche nel vino sono riusciti a ottenere dei vini che sono veramente maestosi, sono migliori a livello mondiale. E poi ci sono però quelle che sono un po' uno status quo, no? Un po' quelle che tornano alle origini vere, in cui ci si trovava, il paese aveva un punto di ritrovo in cui uno con la chitarra, uno con la fisarmonica ancora si canta e ancora magari si balla, ma si gioca anche a mora probabilmente, no? Quindi è lì un'immagine, lo Smizza aiuta a crescere questo territorio sicuramente al 100%, dando il lato più autentico che questo territorio può dare, e il tipo di vino più autentico che ci sia, quindi espressione di se stesso, espressione di Carso. Grazie. Dottore, secondo lei cosa incentiverebbe l'aumento del numero delle osmize sul caso? Sul caso triestino ci sono più di 60, anche sulla parte, dalla parte slovena del caso potrebbero essere in certo senso collegate appunto con Leo Smith, cioè bisognerebbe riunire il caso sloveno-italiano in unità. Quali sono i problemi che invece inficiano i trasporti? Probabilmente, no, sicuramente il fatto di essere già comunicanti e essere autentici nei propri paesi è già un elemento contraddistinto, no? Ed è fondamentale questa loro, come dire, singolarità. Il fatto di però poterle visitare liberamente o più agevolmente sicuramente aiuterebbe molto, e quindi, come raccontava chi mi ha preceduto, sicuramente progetti di mobilità transfrontaliera, quindi progetti Interreg ulteriori come il strategico, quindi poter andare in giro in bici o a piedi, potrebbe essere un elemento appunto fondamentale per poterle scoprire con calma, tranquillità, magari intraprendendo un cammino, no? Che parte da, non so, Trieste per arrivare poi a Gorizia, giusto per citare la capitale della cultura. Sotto il caso, intorno al caso, abbiamo circa 100.000 persone che potrebbero essere dei visitatori potenziali giornalieri, potrebbero appunto ritornare costantemente. E lo fanno anche. Grazie. Danilo Ludernelli arriva dalla regione Veneto, dall'organizzazione CESCOT Veneto, è anche partner del progetto.
Agro Tour Plus, dove collaborano con il trasferimento di know-how e del miglioramento delle qualità dei prodotti del caso e anche del turismo enogastronomico e al contempo appunto fungono da consulenti e coordinano diverse attività come abbiamo potuto vedere anche nell'ambito dell'evento artistico. In un periodo in cui siamo esposti a numerosi impulsi, quando gli impulsi sono maggiori di quelli che riusciamo in realtà ad affrontare, è interessante del turistica, quali sono nell'ambito Allora, intanto ringrazio tutti e porto anche il saluto di Gianangelo Bellati che non è qui con noi oggi, ma lo rappresento. E voglio ringraziare di essere stato coinvolto in questo progetto perché siamo stati coinvolti come CESCOT, ma Clemen lo sa, ancora nella passata edizione ci siamo occupati di una parte relativa al progetto e non era facile perché dal Veneto al Carso il territorio è abbastanza diverso. Come poter quindi dare un contributo positivo a questo progetto che abbiamo condiviso e riteniamo molto importante, partendo da Venezia e cercando di far diventare Venezia una risorsa per il Carso. Venezia è un attrattore indiscutibile, internazionale. Il Carso è un diverso attrattore, ha un territorio che, pensando a Venezia, è di difficile abbinamento. E questo è stato un po' la sfida che abbiamo accettato partecipando e cercando di contribuire. Ora, quali sono le opportunità e come possiamo andare avanti? Perché alcune cose le abbiamo fatte e vanno sottolineate. Gli aspetti di carattere culturale e territoriale sono stati fondamentali. Abbiamo lavorato su questo, cercando di valorizzare le culture, le conoscenze, le tradizioni. Il Friuli e il Veneto hanno sì una continuità, ma non è proprio sempre continuata, ben definita. Allora, il progetto ha una sua parte scientifica, tecnica, l'abbiamo visto prima, ma la parte turistica promozionale potrebbe diventare davvero un volano per il territorio. Come poterlo allora valorizzare al massimo? I presupposti ci sono tutti. Bisogna lavorare su un attrattore diverso, cioè il turismo lento, la possibilità di fermarsi, di ragionare, di conoscere, di vedere, di trasmettere delle sensazioni. L'esempio con gli artisti è stato molto importante, è una ultima parte del progetto, però i giovani si sono cimentati in attività che prima forse non erano state ben conosciute, lasciando dei segni. Il turista però ha bisogno di molte sollecitazioni e quindi creare un itinerario che colleghi Venezia, cioè un turismo di massa, trasformandolo in un turismo di esperienza, è stata un po' la sfida che abbiamo fatto. Ora, i prodotti, l'enogastronomia, la cucina sono un elemento fondamentale, ci uniscono molto, c'è molta storia e lì si può creare, e lo stiamo già facendo, AgroTour ha fatto questo. L'altra questione sono le tradizioni, la cultura. Non dimentichiamoci che questi territori erano uniti già in epoche storiche e ciò che li univa era proprio questa parte, la partecipazione a un territorio che ha degli elementi molto importanti. Non c'è solo la costa unisce perché c'è il mare, ci sono le attività. Il territorio, l'entroterra, è fondamentale per poter valorizzare gli elementi che il territorio rappresenta. Ecco, allora un itinerario turistico di questo tipo passa sia attraverso le varie
attività che abbiamo fatto, la mappa digitale, la conoscenza, la guida, ma passa attraverso la condivisione. La condivisione è fondamentale, cioè non avere barriere nelle nostre proposte, non pensare a confini perché non ci sono, i produttori non hanno confini, e pensare che è possibile davvero creare una comunità che, condividendo le proprie attività, crea attrazione per il territorio, andandolo a valorizzare. Ecco, quindi questa è la parte, le esperienze, la cultura e le tradizioni sono gli elementi fondamentali. Certo, senz'altro per creare un ulteriore movimento, ma per creare un'attrazione da sé. Cioè l'attrattore turistico è una serie di offerte che noi riusciamo a fare nel territorio, che sono l'assaggio dei prodotti in cantina, prosciutti, i vini, i formaggi con i vini buoni, con i formaggi, i prosciutti buoni, ma anche saper abbinare questo, cioè le produzioni alla cultura, la visita a un museo, a una chiesa, a un territorio in particolare, valorizzando quello che si è fatto in Veneto. Il Veneto ha molta esperienza su questo, ma siamo molto disponibili a condividerla, ad arricchirla, a trasmetterla e far sì che diventi un unicum in un territorio che ha degli elementi fondamentali di unità. Ecco, il turismo lento, il turismo esperienziale, ma che riguarda l'ambiente, la storia e la cultura, ha senz'altro degli spazi enormi ancora non sviluppati. Anche il prosciutto matura lentamente, no? Ha bisogno di tempo per stagionare correttamente. Dottoressa Marietta Šlaka-Potokar dell'Istituto Agrario della Slovenia, consulente scientifica per l'allevamento del bestiame, esperta in prosciutti. La domanda per lei non è una domanda di natura scientifica, ma riguarda più i gusti dei consumatori. Qual è la tendenza in questo momento per quanto riguarda i prosciutti del Carso che vengono prodotti e lavorati qui da noi? L'offerta è sufficiente per soddisfare le aspettative dei consumatori. Parliamo di consumatore di solito, non di consumatori, ma di solito i consumatori hanno vari gusti, aspettative diverse, ciò si applica anche al prosciutto. Negli ultimi anni con questi 3 progetti Agrotour abbiamo condotto varie analisi dei consumatori, abbiamo affrontato appunto il tema che riguarda i produttori, no? Quando i consumatori selezionano il prosciutto con gli occhi e poi quando lo gustano. E quindi i produttori maggiori che sono presenti nei negozi incontrano tante difficoltà, no? Magari meno difficoltà le hanno i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori, perché lì viene messo in risalto il gusto, soprattutto del prosciutto, no? Mentre nei negozi incontrano grosse difficoltà, no? Perché al consumatore ciò che piace alla vista e al tatto poi magari lo delude oppure non lo convince completamente nella fase di degustazione. Quindi queste sono un po' le sfide da affrontare. Con le nostre ricerche abbiamo appurato, perché i produttori ci hanno chiesto quali sono le preferenze dei consumatori, che tipo di prosciutto vogliono. E noi abbiamo visto che ci sono delle modalità, no? Quando scelgono un prosciutto lo cercano più duro al tatto, cercano un prosciutto meno grasso, con più parte di carne, e poi invece durante la degustazione i risultati erano contrari, gli piacevano più i prosciutti meno salati, più morbidi,
e quelli con più grasso, no? Perché nel prosciutto il grasso è portatore di aromi. Dalle vostre analisi organolettiche, quando le fate, tagliate il prosciutto a mano o a macchina? Potrei raccontarvi come gli spagnoli hanno fatto una vera e propria scienza su come bisogna tagliare il prosciutto. Noi abbiamo un approccio più scientifico, bisogna rispettare ovviamente durante il taglio vari fattori che potenzialmente potrebbero impattare negativamente il prosciutto. Per esempio le dimensioni delle singole fette vengono controllate, anche lo spessore, la grandezza, appunto per poter ridurre al minimo tutti i fattori di disturbo, tranne quelli che vogliamo analizzare, no? Questo è un approccio scientifico, ovviamente l'approccio delle degustazioni è diverso, no? Durante le degustazioni è molto importante anche avere una capacità di presentare il prodotto che viene tagliato a fette, no? Ai consumatori. Credete che questa capacità di tagliare il prosciutto a mano che sul Carso è stata messa su un piedistallo, secondo lei è importante questo elemento dell'esperienza turistica del Carso? Sicuramente sì, è un elemento fondamentale in termini di turismo e di offerta turistica. Il taglio a mano del prosciutto rappresenta un approccio più personale, fa parte dell'identità di questo territorio ed è importante. Quindi per un eventuale AgroTour 4 potremmo introdurre anche una scuola di taglio del prosciutto, forse? Grazie. Allora, molto è già stato detto in merito al vino. Il vino è il prodotto liquido principale del Carso. Non è l'unico, però abbiamo anche la Slivoka, quindi la Slivovica, il Brinjevec, quindi la grappa di Ginepro. Sono tipici prodotti del Carso. Nell'ambito del progetto AgroTour sono state fatte anche delle analisi sui composti volatili del Brinjevec. Boštjan Pecar di Prešnica con la sua famiglia produce cider, sidro, quindi la piacia, come veniva chiamata la bevanda, quindi come veniva chiamata in passato, vino di mele non va bene come termine tecnico, però il sidro è qualcosa di diverso. Allora, adesso vorrei spendere qualche parola sul vostro sidro, sulla vostra azienda, perché avete deciso di produrre sidro? No, Prešnica si trova a sud ovest, anzi est del territorio carsico. E quindi come si inserisce questo vostro sidro nei flussi turistici del Carso? Dalla vostra posizione, no? Che è quasi confina con la Ciceria. Cordiale saluto, grazie per avermi ceduto la parola. Sì, noi produciamo prodotti di frutta. E sul Carso di solito ci si concentra sulla vigna, sulla vite anzi, e sul vino, però no, noi scherziamo dicendo che ci troviamo tra il Carso, l'Istria, la Ciceria e i Berchini, però da noi si produce da sempre frutta, il suo potenziale è enorme e non dobbiamo tralasciare il potenziale della frutta anche oggi. Purtroppo l'attività non viene sfruttata così come dovrebbe esserlo e per farla breve, quando noi abbiamo deciso di produrre sidro, che è un termine conosciuto in tutto il mondo, no, l'ho già detto prima, noi produciamo frutta e coltiviamo frutta e
quando viaggiavamo eravamo molto attenti a come veniva prodotta la frutta all'estero, come si sviluppavano lì le aziende straniere, qual era il loro apporto nei confronti del turismo, cosa riuscivano a fare con le mele, come riuscivano a sopravvivere. Da noi c'è questa tendenza che i produttori di frutta più piccoli non sono più competitivi, subiscono molto di più i cambiamenti climatici rispetto ad altri produttori e ci sono sempre meno giovani che si fanno carico dell'attività e quindi all'estero abbiamo visto come vengono prodotte le mele, coltivate le mele, in particolare nelle regioni meno vitivinicole e abbiamo notato che all'estero la frutta riveste un ruolo importante in termini turistici e quindi abbiamo deciso anche noi di intraprendere questo percorso. La frutta, anzi il sidro garantisce un valore aggiunto alla lavorazione della frutta. In Slovenia il trend è positivo. Un altro aspetto positivo è che noi rispetto ai viticoltori, no, quando c'erano tante mele dicevano, si lamentavano che il prodotto era basso e quando c'erano poche mele non c'erano sufficiente mele per produrre nulla e quindi quando c'è tanta frutta si produce sidro, quando c'è poca frutta si produce vino. E un terzo punto che desidero evidenziare nella nostra regione, e mi dispiace, che l'attività di coltivazione della frutta viene pian piano abbandonata. Scherzando possiamo dire che io sono uno dei produttori più giovani perché l'età media è di 60 anni, ma anche noi vorremmo che attecchisce tra i giovani questa attività. I dati sono in calo, soprattutto nella regione dei Barchini. E il contributo che possiamo dare invece è questo, no? Si tratta di una bevanda simile al vino bianco, ha un basso contenuto di alcol, in linea con le tendenze attuali, è qualcosa di unico. Ogni regione, ciò vale anche per il terroir, no? C'è un sidro della Normandia, uno inglese, uno e il nostro hanno gusti diversi e quindi il turismo che proviene da queste regioni riguarda appunto turisti che sono molto interessati ai prodotti locali. Io credo che ci sia tanto potenziale, quindi in sostanza non ancora sfruttato, e che il futuro del sidro sia roseo. Il sidro, così come il vino, è legato al terroir, al paesaggio culturale e quindi supera per esempio la birra. Una seconda domanda riguarda il vostro funzionamento e raccomandiamo ai colleghi del settore turistico di favorire appunto anche la presenza del sidro nelle Osmizza o in altri luoghi, no? Sì, per quanto riguarda la prima domanda, sì, il sidro è molto simile al vino, è, è creato dal terroir, le singole annate sono molto diverse tra di loro, così come ciò vale anche per il vino. E dobbiamo sapere che prima della prima guerra mondiale il sidro di mela era molto più popolare, più diffuso, e in particolare nelle zone dove non c'era vino. E se un'azienda aveva sia viti che frutta, vendevano il vino e lo sviluppavano, mentre il vino proveniente da altra frutta che non era uva o ci facevano la grappa oppure lo utilizzavano a casa.
perché non c'erano soldi, non c'erano investimenti, non c'era sviluppo in questo settore e quindi poi questa attività è andata un po' a decadere e dopo la seconda guerra mondiale questa forte presenza del vino e di altre bevande ha contribuito ulteriormente appunto a non far sviluppare il sidro, però dobbiamo sapere che il sidro era presente anche 100 anni fa in tutte le cantine della nostra regione. Ecco, poi per quanto riguarda la seconda domanda, credo che lo Svizzera non siano il luogo adatto a vendere il sidro, lì si vendono soprattutto prodotti della singola azienda e non ci sono tante aziende che producono il proprio sidro. Comunque, ecco, noi cerchiamo appunto di fare anche attività di formazione in merito a questo prodotto e siamo molto pronti appunto a qualsiasi tipo di collaborazione. Dottoressa Potokar, lei l'ha cercato mai di abbinare il sidro al prosciutto? No, non ancora. Devo ammettere però che sono una grande amante del sidro di mele. Ho studiato in Francia, in Bretagna e lì c'è una forte cultura del sidro. Devo ammettere che in cantina ho quasi sempre una bottiglia di sidro della Bretagna. Per me equivale quasi allo champagne, in particolare la variante Brut. Lo provo volentieri, ma ecco, bisognerebbe avere un approccio un po' più così generale al sidro, no? E cercare di sviluppare, di ampliare un po' questa cultura. Prima che lei mi abbia chiesto questa domanda, oggi potremmo dire, no? Ecco, verrò da lei a comprare il sidro, non andrò più a comprarlo in un supermercato. La dottoressa Manzavinazza è un'archeologa che ha fatto parte del team che ha scoperto questo vinacciolo in un otre per il vino di oltre 2400 anni fa e questo oggetto, questo elemento riallaccia il carso presente con il carso dell'antichità, no? È molto vicino all'oliva, no? Se non sbaglio. Una tradizione così antica di produzione del vino, no? Se queste prove vostre sono così forti, ci rende appunto simili ai terroir del, del mondo antico. Non arriviamo ai livelli della Georgia e del Libano, dove la tradizione vinicola risale a 8.000 anni fa, però ci mette in relazione un po' con i tempi antichi, no? Ci dica, ci racconti come è stato a dimostrare questo tempo così antico di produzione del vino e come questa scoperta negli ultimi 15 anni è stata accolta. Grazie, un cordiale saluto anche a nome mio. Io sono arrivato a Staniel per caso perché io provengo dal Posoce e volevo svolgere l'attività di ricerca nella Primorska nel 2010. Qui c'erano degli scavi archeologici e ho voluto farci la tesi. Ovviamente in quel periodo non si usava ancora fare campionature dell'intero strato, ma di solito ciò che trovavamo lo asportavamo e lo analizzavamo. E io in maniera molto poco professionale ho detto portatemi tutto il terriccio, mettetemelo su un cumulo e quindi i ragazzi hanno asportato la terra, l'abbiamo portata al di là del muro, mio zio mi ha prestato un furgone e io ho
analizzato questo terriccio, tutti i piccoli frammenti che vi erano contenuti da 2 mm, 4 mm, e se volete scoprire ciò che non si vede bisogna utilizzare un microscopio, e quindi siamo riusciti a scoprire questi vinaccioli. Per fortuna sul Carso non abbiamo le stesse condizioni del Ljubljansko Barje. Qui ci sono tanti incendi che sono riusciti a conservare tanti elementi, e quindi poi con l'analisi di laboratorio siamo risaliti al periodo pre-romano, al periodo dei castellieri, preistoria, fine del periodo del ferro, e poi ho cominciato a occuparmi di ceramica e ho condotto un'analisi con l'Istituto Joseph Stefan. Questi pezzi rimasti nelle pareti che contenevano delle tracce di alcol, e quindi visto che si tratta di grandi otri cosiddetti silos dove abbiamo scoperto questi vinaccioli, abbiamo capito che lì non veniva conservato il vino ma veniva lavorato, e un'analisi ha dimostrato che si trattava di una vite locale, quindi i resti di una vite locale più antica della Slovenia sono stati trovati proprio qui. Non siamo paragonabili alla Georgia, ma con nuove ricerche magari potremo scoprire delle cose nuove. La cosa migliore, più bella, è che questo si trova proprio nel luogo in cui oggi sorge l'Enoteca di Staniel, no? Quindi è una storia che si scrive da sola praticamente. Quando riuscirete a capire se si trattava di Terano o Vitosca, allora con queste analisi macroscopiche potremo capire eventualmente che si tratta di agrumi, ma mai se si tratta di arance o limoni. Ecco. Adesso avrei una domanda più seria per lei. Questo vinacciolo può dare il là a delle esperienze turistiche, può diventare un prodotto turistico? Ma io ce l'ho oggi qui con me, e ho notato che di solito la gente ci passa davanti e non la nota. Perché? Perché è troppo piccola. E qui all'entrata a destra, subito dopo l'entrata, è contenuta in una piccola bottiglietta, e quindi potrebbe essere promossa però con una propria storia, no? Perché è troppo piccolo questo vinacciolo, però in base al contesto, no? Che è stato trovato in un castelliere preistorico, che ci sono degli otri risalenti a quel periodo, no? Si potrebbe creare un simposio, per esempio, in merito a questo vinacciolo. Tutto è datato, no? Perché a volte, a differenza di altre storie, ciò che oggi vi presentiamo è stato analizzato, è stato dimostrato, l'ho fatto io anche nella datazione, ho datato separatamente l'otre e il vinacciolo, quindi ho già io svolto un controllo all'origine, no? Quindi sebbene io non provenga da questo settore, io credo che personalmente ci siano tutte le condizioni per poter promuovere un nuovo prodotto turistico. Ecco un altro tema ottimo, no? Per un eventuale AgroTour 4. Grazie per queste precisazioni, grazie a tutti voi cari ospiti per aver risposto alle domande che vi ho posto, e così come per il panel precedente apro la discussione al pubblico. Subito dopo la conclusione di questo panel sarà la volta della degustazione, però prima di degustare i prodotti tipici del Carso andate a vedere questo vinacciolo, prego. A voi cedo la parola, gentile pubblico. A questo punto, in assenza di eventuali domande, concludiamo questa parte ufficiale. AgroTour Plus ha dimostrato che il Carso è un territorio di creatività, di sostenibilità,
e quindi che il proseguo della giornata continui in un'atmosfera rilassata in sinergia con il progetto Borderless Gusto, al quale partecipiamo noi ora e il Gal Carso come partner, ed è cofinanziato dal Fondo per i piccoli progetti Go 2025, programma Interreg Italia Slovenia, gestito dal GECT Go. Vi invito qui nel foyer del Kosovelo Dom, dove potrete degustare prodotti tipici provenienti da entrambi i versanti del Carso transfrontaliera, anche il Brinjevec e altri prodotti tipici. Ringrazio tutti voi cari partecipanti, tutti voi esperti, e ci rivediamo alla conclusione del progetto AgroTour 4, forse addirittura anche un po' prima. Grazie.